io fanciulle care, domani me ne vo, ma vesta militare, usciabile e sciaccò, partite ciasilo, campaccia sto cuore posto, ma via che cedo il posto, ora chi non lo può. Nanni, miette da chiagnere, don'è, ma se mi faccio, così dammi un pizzico, carme cade mi abbraccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. In faccia non scritto, che non scritti so, o generale a dit, sceglie che grado tu. Buon'uomo dice frise, te metto in coppo braccio, così in amiche faccio quello che non si può. Nanni, miette da chiagnere, don'è, ma se mi faccio, così dammi un pizzico, carme cade mi abbraccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. Mannaggia che una guerra stavolta non si fa, se no tutta la terra vorrebbe far tremare. Fra un anno alla stazione venite tutto quanto, col grado di tramante Totonno tornerà. Nanni, piette da chiagnere, don'è, ma se mi faccio, così dammi un pizzico, carme cade mi abbraccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Nino Delli racconta la canzone napoletana. Buonasera, buonasera a tutti. L'altra volta abbiamo parlato ai nuovi approcci avuti alla RAI, sì. Però non abbiamo avuto il tempo, perché ne abbiamo parlato così tanto e fatto vedere tante cose, che non abbiamo parlato di un'apparizione fatta non ricordo in che anno, però un po' prima, diciamo, della... Sì, è stata la prima apparizione. La tua prima apparizione, anche prima del Festival di Napoli, sì. Dove praticamente... Dunque la canzone è Senza Rose, sì. Senza Rose, che io ho girato il filmato nella mia città, poi che lo spettacolo si chiamava Spettacolo Ovunque. E allora il regista Stefano Canzio fece la Puglia, sì. E invitò a Nino Delli, perché era già segnalato da Pippo Baudo che io avevo fatto, io e Pippo Baudo e altri 8 personaggi ci avevano premiato alla Madonnina d'Oro di Messina. Ecco. Noi abbiamo tutti una medaglia della Trinacria in oro. Sì, ricordo, sì. Allora Pippo Baudo si è ricordato pure di me, visto che era Spettacolo Ovunque, sì. Mi spiglia a quel ragazzo Nino Delli. Sì. Che poi ho perduto a Pippo Baudo, non mi sono interessato più per altre manifestazioni, altre cose, vabbè. Dove andare così. Ma adesso possiamo far vedere l'originale proprio di quella sì, è l'originale. Ah, sì. Perfetto. Insomma, ho avuto dei pezzettini che sono riuscito a ricavare dalla RAI. Sì. Girati a Foggia. Sì, girati a Foggia, questo è il Cestoni Bar. Cetoni. Sì. Sì, questo forse qualche volta l'ho visto, ho desiderio di rivederlo. Va benissimo. Allora, Senza Rose, Nino Delli. La nostra trasmissione si occupa di canzoni genericamente, ma questa volta vogliamo parlarvi di un problema particolare, sempre relativo alle canzoni naturalmente, è quello dei cantanti locali, di quei cantanti cioè che per varie ragioni non riescono ad uscire dagli ambiti regionali. Noi ne abbiamo scovati 2, Nino Delli, sottoponiamoli ora al vostro giudizio, al giudizio del grande pubblico televisivo. Decidete voi se è giusto che restino così come sono o se invece meriterebbero una sorte migliore. Quando tu veneva tutte sere, mi presentavo come un fasceroso, sapendo che la vita assai piacere,
e rosi in taglia fatta mai mancare. Mo cacciari che so, cagnate cose, tutto passato chi so oscurità. Ma posso rassegnare che non si più da me senza rose non ti voglio più vedere. Sei qui con me, tante cose nella notte sembrano più vere, anche un'ora. Sì, sì, Piazza Federico II mi pare, Sì, giusto? Piazza Federico II. Fontana storica. Storica che sta ancora là. E infatti no, io ricordo, devo averlo visto da piccola questo video, ma era da tanto che non lo vedevo, lo ricordo. Allora, poi ci tenevi a farci vedere questo video, una canzone Passione, cantata durante una trasmissione, classica, è una classica sì. napoletana, cantata durante una trasmissione. Sì, io con Tony Barletta Sì, facevamo per quasi un anno, abbiamo fatto Napoli Mia a Napoli, a che Napoli. ci vedevano tutti quanti sul satellite. Sì, sì, sì. E qui ci saranno tante canzoni che ho presentato a Napoli Mia. Questa qui è Passione di Tagliaferri Valente, Sì. sono i due autori del 1934. Sì. Questa è un'altra classica Napoletana. Benissimo, vediamo questo video. Piace, ciao. Più lontana ma stai, più vicina da senti, chissà che strumento, qualche pensa che fai. Tu me ne senti bene, non valena che dolce, non mi pesa sta croce, che trascina per te. Ti voglio, ti penso, ti chiamo, ti vedo, ti sento, ti sonno, e non ci penso che non, che stucchi non fanno più pace trovare. E cammina, ma non so dove. Io sto sempre ubriaco e non vedo mai vino. Oggi fatto un vuoto, la Madonna da
ma passa sta fredda, ora è bella, te voglio, te penso, te chiamo, te vedo, te sento, te sogno, e non ci pensa che non castucci non può più pace Castucci non può più pace Abbiamo ascoltato questo accorato. Bella canzone, ma prima facevano le canzoni Yolanda. Lo so, questo è un innamorato non corrisposto praticamente. Sì. Allora, mi dicevi durante la canzone che questa era l'orchestra di L'orchestra Alfieri. di Edoardo Alfieri, un grande a Napoli, che poi io sono stato quasi con tutte le orchestre. Da dopo Anepeta, Giuseppe Anepeta, è venuto Alfieri, Toniglio, Augusto Visco, tutti i maestri, Enrico Bonafede. Avremo modo di ascoltarli. Sono 7-8 maestri importanti di a Napoli. ascoltarli tutti. Allora, adesso invece volevamo far vedere ai nostri telespettatori come tu aprivi tutti i tuoi spettacoli. C'è una canzone Sì. in particolare, parlaci Sì. di questa canzone. Io dal 1965 ho cantato sempre questa canzone all'inizio perché è bella. L'arte do sole si chiama, è una canzone di Gambardella e che me la sono fatto mia sta canzone, perché cantarla per tutti gli spettacoli, sai quante volte fino a oggi, perché quella inizia, ecco a voi Nino Delli, vabbè, facciamola sentire. Questa è dal Teatro Lovaglio di Venosa. Sì. L'arte do sole, la prima canzone. La prima canzone dello spettacolo. E vi lascio naturalmente in compagnia di Nino Delli. Un bel applauso. Questo cuore passa forte, sembra faccia luce dentro, meno quando c'è il martello, però non la dà. Ma però sto cuore è tosto, e non c'è non si sente. Non c'è voglia fatica. Sta canzone viene a te, sta canzone viene a te. Catarina, 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 Catarina. Voglio fare tutto solo, voglio fare tutto solo. Fa che la cattichia, fa che la cattichia.
Andiamo bene, andiamo. Sì, sì, siamo in pochi stasera, è vero? O no? O assai? Sì, ma assai. Chi su cora masse forti, mo può essere pittore, per pittare una scena amore, io su gente che stucca, una brunetta che braccia e si giura profumare e con l'occhio appassionata si abbandona con me. Sta canzone viene a te, sta canzone viene a te, Catarina, 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 voglio fare tutto solo, voglio fare tutto solo, per fare che la cattichia, per fare che la cattichia. Chi sto cuore amasse forti, mo può essere pittore, per pittare una scena amore, io su gente che sto qua, una brunetta che m'abbraccia, e si giura profumata, e con l'occhio appassionata si abbandona con la mia. Sta canzone viene a te, sta canzone viene a te, Catarina, 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 voglio fare tutto solo, voglio fare tutto solo, per fare che la cattichia, per fare che la cattichia. Grazie, buonasera a tutti quanti e finalmente dopo 40 giorni qui a Venosa, dico 40 giorni, 40 giorni. Allora, chi a Venosa? Chi 40 era giorni di pubblicità che hanno fatto. Sì, prima dello mi spettacolo. ricordo che prepararono degli striscioni Sì. meravigliosi, non so se ce l'hai ancora quello Sì, striscione, ce te l'ho, lo regalarono, sì, sì. fecero, Sì, ce me lo l'ho. ricordo, fecero, Bellissimo. rimanemmo... E io lo portavo poi negli spettacoli. Sì, Che lo sì, e striscione te lo regalarono. Era lungo e bellissimo. Uno striscione grandissimo con la tua scritta sopra. Beh, voglio dirti una cosa, il presentatore che ci ha presentato Sì, in questo sì, sì. spettacolo è Lello D'Amato, Sì, un sì. caro amico che ha presentato anche altri spettacoli da quando ho iniziato a cantare, addirittura dall'opera di San Michele 1960. Da quando eri Sì, proprio ragazzo. le prime volte che sono salito sul palco. E lo salutiamo. Lello D'Amato, sì. Salutiamo lui, tutti i fans di Venosa. E poi, visto che parliamo, adesso hai parlato della canzone che apriva i tuoi spettacoli, un'altra canzone importante, che è stata molto importante nella tua vita, nella vita lavorativa, diciamo, che ha avuto moltissimo successo, che hai dato tu, il più grande successo è Malerba. Malerba. Che hai tu praticamente. Tu mi chiami Malerba. Malerba. E poi è stato anche il tuo nome, il tuo soprannome. Sì. Perché qualcuno mi ricorda ti chiama Uè Malerba! Sì, Perché alla è fine vero. è stato un tuo vero e proprio successo. Sì. Perché l'hai lanciata tu. Sì. Questa è stata incisa quando? 1973. Mi ricorda Io qualcosa andavo a questa data. Napoli e tua sorella, tua madre partoriva di tua sorella Anna. Anna. Sì, con l'orchestra nella sala e io ogni tanto telefonavo per vedere le cose come sono Come erano andate. andate. Come erano andate. E dunque uscì sta Malerba
che dopo Carte di Tremba incatenate è stato un grande successo. Ti portò fortuna. Sì, fortuna. Diciamo che inutile nasconderlo, desideravi il maschietto, però, però arrivò la femminuccia, però arrivò un successo grandissimo. Sì, questo è vero. Arrivò un Questo è successo grandissimo. Meno male. Mi dicevi anche che non credevi molto neanche in questa canzone, mi pare, non eri molto convinto. No, ero convinto che la canzone era bella, però nel corso delle manifestazioni in piazza, in teatro, veramente non avevo la tromba, non avevo... l'originale, che era l'originale, mi dicevi, era del maestro Gianni Desideri. Gianni Desideri, sì. Quello era il festival, però dopo nei miei orchestrali non c'era la tromba. Sì. Poi facevo una fusione con Rinaldo Mastro Pasqua. E lui ci inserì con la tromba, e sta Malerba veniva alla fine del mondo, quando lui, e difatti la vedremo, ecco. Così era in tutti gli spettacoli, come si vedrà fra poco. La tromba era molto importante in questo pezzo, per cui se non veniva messa durante lo spettacolo, giustamente tu non vedevi questo riscontro da parte dei tuoi fan. E anche il batterista, perché questo è un particolare tempo, che è il bolero. Ecco. È una cosa bella, ed è stato un grande successo perché è partito pure da Torino, che io sono stato quasi 14 anni a Torino, però non 14 anni fisso, facevo la spola a Foggia, Torino e altri spettacoli fuori. E così, insomma, diciamo, stavo dormendo a casa. Uè, Malerba, che stai facendo? Sai, a tutti i telefonati. Ormai ti avevano soprannominato così. Anzi, mi fai ricordare, si doveva fare la sceneggiata. E poiché c'era un produttore che voleva fare questa sceneggiata, sovvenzionare, io dissi di no, perché mi sarei giocato gli altri spettacoli che tenevo nel Molise e nella Puglia. Eri già impegnato, avevi già preso un anno. E non facemmo sta sceneggiata. Certo, la sceneggiata occupa tempo, o si fa la sceneggiata o si fanno gli spettacoli. Il teatro a me piace, allora vabbè, l'abbiamo superato. L'hai accantonato questo. Va bene, allora vediamo Malerba nel frattempo. Il successo negli ultimi tempi è Malerba, la canzone che da Torino questa sera a Venosa ve la dedico a tutti quanti voi, e soprattutto a un caro amico che è venuto da Corato qui nel teatro, Benedetto Iannone, che la dedico anche a lui, perché lui quando c'è Malerba lo segue dappertutto. Via, ho portato la tromba originale del maestro Mastro Pasqua, la tromba originale del disco. Si sono fatta così,
scordo tutto passato e torna a nascere, ma può ancora salvare. Malerba, tu, come ti chiami? Malerba, a che ci posso fare? Mi sono fatta così. Cresciuto, so bene, e si mi aiuto tu, solo tu, io non posso salvare. Sto destino e chi non te ne sto disprezzo, tanto costo. Fanno bene capire, giuro, scordo tutto passato e torna a nascere, ma può ancora salvare. Bellissima canzone. Complesso bestiale. Sì, grande complesso. Allora, mi dicevi durante la messa in onda che tu l'hai rincisa la seconda volta. Sì, anche nei successi, che c'è un LP che è tutto di successi, sì. E c'è Malerba. Sì, l'hai rincisa proprio con Mastro Pasqua. Mastro Ecco, Pasqua è venuto con il mio complesso proprio, l'ho portato a Napoli e l'ho fatto fare il disco. Perfetto. Sì. E chi ha scritto invece questa canzone? E Moxedano Iglio. Moxedano è il paroliere di Rassammici a così, Ecco. che io abbinai a Clemente Sant'Angelo per fare Rassammici a così, paroliere. Però poi Iglio è stato un grande maestro perché come Moxedano hanno fatto il O Fuorilegge, che era importante, A Pagella, che si è fatto anche il film, sì. Madonna do Mare e tante canzoni. Tante altre canzoni. A Strigni da me, un altro festival di Napoli. Sono degli autori famosi. Questo concerto... Anzi, voglio salutare a chi ha organizzato questa serata. Sì. E Buon Pensieri Sì. di Venosa. Sì, e sì, saluto anche tutti gli amici che ci stavano attorno e ancora oggi mi salutano ogni tanto per telefono. Sì, e anche quelli di Corato, mi dici. Corato, sì, perché c'era pure Benedetto Iannoni che mi seguiva dappertutto, andavo a Roma e veniva a Roma. Sì, siamo stati a Roma. Sì. Allora io ti voglio fare una domanda importante perché è una cosa che ti ho sempre voluto chiedere, ma alla fine non c'è stata mai occasione. Molti cantanti tipo Nino D'Angelo, Mario Mero la viveva a Napoli però faceva sempre la spola a Roma, Gigi D'Alessio, tanti cantanti anche napoletani si sono trasferiti a Milano e a Roma,
Più che altro a Roma, i cantanti napoletani. Perché tu non hai fatto questa scelta? Io mi ricordo che quando ero piccola molti ti proponevano di trasferirti. Perché non l'hai mai voluto fare? No, io non so avevo... che sei legato a Foggia. No, vabbè. sono legato a Foggia, si intende. Alla famiglia. Perché la cosa bella è stata quella che quando ho iniziato ho detto sempre sono un cantante foggiano. Sì. Però non ho voluto partecipare sul Napoli, cioè non ho voluto rimanere sul Napoli. Io andavo, venivo 2 o 3 volte alla settimana a Napoli per prendere i contatti e poi ti facevo compagnia portare spesso. Le cose belle a Foggia, in Puglia, nella mia città. Però dico una cosa, io lavoravo molto in Puglia e nel Molise e poi ci andavamo pure nella Calabria e nella Sicilia, però il lavoro grande stava tutto nel Molise e nella Puglia. Sì. E io avevo un sacco di impresari, ecco, perciò se andavo a Napoli perdevo molto. Invece facendo gli spettacoli, che erano assai, difatti io un anno nel 75 sono arrivato a fare 120 spettacoli in un anno. Poi mano a mano un po' si è scesi di ricordo poco. Anche due serate sì, nella stessa... 3 serate, sì, 2, 3. Mi ricordi tu? Sì, me lo ricordo. In una serata, 3 spettacoli nel Molise, poiché i paesi erano a 30 km, 20 km, si arrivava subito. Allora io quasi quasi aprivo, poi al centro e poi chiudevo la serata da un'altra parte. 3 paesi. E si scappava. Ricordo che una volta dovevano fare i fuochi d'artificio a mezzanotte e tu praticamente eri arrivato tardissimo, per cui dovettero rimandare i fuochi. Sì, questo fu a Pescara, mi ricordo a Pescara perché erano i fuochi a mare, ma vabbè, quella è un'altra parte del... Per cui non... E difatti lavoravo molto Napoli, per gli spettacoli Napoli pure li ho fatti, sì. li ho fatti. Ma non sono voluto rimanere proprio sul posto, come altri colleghi, Toni Bruni, Zappulla, sono rimasti a Napoli e si sono fatti una casa che operavano là. A me conveniva operare qui. Io avevo impresari come Buscio e Parenzano, Bartoli, Persani, tutta gente importante, De Risi nel Molise, poi avevo Grillo, poi avevo Pancia, ma 10 minimo 10 come si dice? Impresari. Per cui hai preferito, diciamo, occuparti degli spettacoli anziché... Anche perché... vabbè, lavorare, perché poi alla fine effettivamente trasferirsi a Roma e a Milano ti giovava soltanto televisivamente, da un punto di vista televisivo. Perché poi molte volte la gente dice: ma non ti vedo in televisione. Ma parlo di un cantante qualsiasi, parlo di un arettore, di un cantante qualsiasi che non si vede in televisione, si pensa che non canti più. Ma questo non è vero, perché proprio perché si canta e si va a fare spettacoli non si ha neanche il tempo di andare in televisione. Tutti i cantanti, specialmente nel Molise, c'era con noi sempre Nicola Di Bari, Orietta Berti, la Rettori che hai nominato adesso. L'ho nominata perché me la ricordo, forse c'ero anch'io. La Vilma Goic che non stava più con Vianello, eccetera, eccetera. Eravamo un cast di artisti, Rossana Fratello. Vianello. Io quando stavano questi, io dovevo chiudere il primo tempo. E loro uscire nel finale.
Va bene, allora adesso invece vediamo un altro video che tratta una canzone, Ho sfaticato. Questo è un altro sfaticato. Prima abbiamo L'arte do sole, era un altro che non voleva lavorare e questo è un altro sfaticato. Diciamo che a Napoli vengono bene queste canzoni. Questa canzone è nata nel 1960 Sì. e allora noi stavamo insieme nella casa discografica la Royal Durium e Mario Trevi l'ha incise. Ah, ecco. Mario Trevi, l'ha fatta Mario Trevi. Sì. A me piacque assai e feci pure 2 versioni nei dischi, 2 versioni, e da allora io non l'ho lasciata più sta canzone. Forse Mario Trevi in mezzo ad altre l'ha pure abbandonato un poco, invece per me questo è sempre un cavallo di battaglia quando la faccio. Sì, sì, negli spettacoli sempre, va bene. Ok, vediamo questa canzone, Ho sfaticato. Vogliamo fare un pezzo allegro? Pezzo allegro, 2 ancora e poi concludiamo la serata. E vorrei dedicarla ai primi che mi alzano la mano, però voglio contare fino a 3. 1, 2, 3. Ci sta, non solo sfaticate, ci sta, possibile. Va bene, ho sfaticato. Mi sono sfaticato dal quartiere e c'è non mi tengo faticare, i paga spassa da mattina a sera e sono contento di pasta di raccare. Si sto solo, guardo l'acqua quando piove, non fatica, non mi stracco, per paura e mi sciupare. Sono felice, sono contento, tengo il lire in quantità, sono stimato, tengo amici, ma mi sanno rispettare. Me ne vaga pare viene, tutte sere a fuoco cade. Faccia corte forastiere per le vie della città. Yeah. Mi sento tanto stanca stamattina, mi dava anche mi scetà. Hanno portato a pranzo una gallina e che fatica faccio da mangiare. La cucina stasera e mi stanca pienamente e mi addormo facilmente che stanchezza che sono felice, sono contenta, tengo il lire in quantità, sono stimata, tengo amici che mi sanno rispettare. Tutte sere a fuoco fatta mare viene, tutte sere a fuoco faccia corte forastiere per le vie della città. Ormai non ci cascava più nessuno perché a ogni concerto dicevi Sì. alzate il dito, anche io l'ho fatto una volta, alzate il dito e mi hai fregato, è normale che nessuno più lo faceva. Va bene, allora adesso invece vogliamo vedere un filmato, Un videoclip, sì. è una specie di sceneggiata, Mamma Dostà, Mamma Dostà, mi permetti? C'è pure una ragazzina dentro, che ha una decina di anni. E adesso vediamo se la... Devi essere tu. Forse sono io. Fra le comparse ho preso anche te. Anche te, anch'io ho partecipato ogni tanto, stavo sempre lì dietro a guardare tutti questi, ogni tanto questa volta mi hanno inserita. Ricordo
Speriamo che non sei riuscita a piangere, pare di no. No, ero talmente tesa, anche perché ricordo che iniziamo a registrare e io continuavo a dire papà, 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 che smetti, zitta, zitta, e non hai messo la catenina in tasca, che quando, a scolla nera, non mi ricordo qual era. Era sì, la catenina con... Non hai messo la catenina in tasca, io ti facevo segno, abbiamo dovuto riregistrare di nuovo perché, tanto la canzone la sapevo a memoria. Eravate 5 miei figli, eravate. All'epoca. All'epoca. Tu Vediamo piangevi un poco, però adesso stai pure piangendo. Eh sì, vabbè, quello è il raffreddore adesso. Comunque, poi vediamo se qualcuno mi riconosce. Allora, diciamo invece chi ha scritto questa canzone. Bovio e come si chiama l'altro? Sorrentino. Ah, ecco, Bovio ok. Sorrentino, sì. Questa è una canzone che parla di emigranti. In quel periodo Sì, c'erano molti che emigravano. che lui si ritirava, rientrava dall'America e si rientrava a Napoli con il bastimento, dice lui, con la nave. Sì. E rientrava e trova la sorpresa E la mamma che non la c'è mamma più. è morta. La mamma non c'è più. Ci E sono questa è la tutti canzone. i nipoti, i fratelli Sì, che lo... no, sì, i figli. Ah, i figli. Assunto Rafinucci, Sì, 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 sì. Infatti non Salvatorilla mia, così contento. voglio rivederla Ninuccio, perché come si bella. è da tanto che non Ninuccia sei tu. io sono ribattezzata anch'io Ninuccia. Va bene, allora vediamo questo video. Assunto, Rafilucci, Riginelli, Salvatoriella mia, mo si contento. Ninucci, oddio come si è fatta bella. L'ha già vista da coppa o bastimento. Tutto vicino a me, non me lasciate. Vi guarda e non mi sazi e vi guardate. 10 anni, 10 secoli sono stato. Io non vedevo l'ora di ritornare. Mamma, dove sta? Perché non è venuta, povera vecchiarella, ma m'hanno a cercare con l'anello e non ce l'ha già portata, la collana staccata. Mamma, dove sta? Io mi suonava sempre ad un'occhiata, la vecchiarella mia innanzi alla Madonna. Ma voi la vita sempre rispettata, voi siete state sempre attorno a nonna. Ma grazie a Dio mo non le manca niente, o fa signora, povera mamma, è chiaro, non c'è niente. Alleramente stasera non ci volimmo scapricciare. Mamma, dove sta? Perché non sei affacciata? Chiamata vecchiarella. Son io mamma, mamma mia bella. Son io che sono tornato, vi volete affacciare. Dove sta? Magari non la vega, mamma. Mamma, dove sta? Nessuno mi risponde. Tutto quanto quel faccio con macere. Chi chiagna, chi mi sfuglia, chi si nasconde. Salvatoriella, una scolla nera. Ah, maledetta siano che sti male, che hanno voluto sempre faticare. Meglio a desiderare un amore separato, che insieme a vecchia mia, braccia a mamma.
Mamma, addosso, datemi vecchia mia, perché sono ritornato, io bastimento no, non si è affonnato, non si è persa ma mia, che sono tornato a fare. Mamma, addosso. Hai sbagliato, hai visto? Io Sì. ero Reginella. Hai ragione. E invece Ninuccia, chi era? Ninuccia invece Ninuccia era era Elisabetta Russo, che salutiamo, che si occupa di teatro oggi e gli ha portato fortuna, vedi, Sì. fare la comparsa, e Nicola Russo che invece si occupa di politica. Sì. Allora, invece l'altro video che invece vediamo è Guapparia. Guapparia, una sì. canzone di Falvo e Libero Bovio, che Guapparia è conosciutissima, è lui che va a fare una serenata a dispetto alla sua ex fidanzata Margherita Ambrascate nel quartiere di Napoli, ed è bella questa qua, lui porta i mandolini e porta stasera. Questa però non è la sceneggiata, è sempre al teatro. Poi Sì, la vedremo perché- un'altra volta, perché Sì, ricordo ce che l'ho l'hai pure- fatta. sì, ce Hai l'ho fatto pure- anche la sceneggiata. Vabbè, oggi vediamo sempre lo spettacolo al Teatro Lovaglio. Guapparia. Sì, Guapparia. Anche per il teatro comunque, bellissimo. E allora dicevo poco fa, una canzone classica napoletana, una canzone di Aldo Bovio con Falvo il paroliere, Guapparia. Scettata da guaglione alla vita, che indosso cosa sai sta serenata. Io sono innamorato di Margherita, la femmina più bella da abbracciare. L'hai portato capo con cerchino, o sfizio mi fa sentire cantare. Ma ci ho bevuto un bicchiere di vino, e che stanotte voglio indossare. Scetate e la vita e a combaruta una all'ingrasata con lo spizio ma vede destro. Perché la cassa femmina mi fa un regalo se per stessa lui. Quando sono venuta per capire ero più guapo e vascia sanità. Ho caccia perso tutta Guapparia. Amici, lasciate a me a rinda suggita. Scetate e la vita suonate suonate giovino buttate in mano un bambino di casto pure voi.
ma vire canta fine e ti va, metto in croce a chi, ma mi c'è in croce. Perché non faccio a tempo mandolino? Ma che la chitarra non ci sta. Ma come chiami tutto con certezza, a tua cabeza chiama. Cagnano sti guaglioni e Ottima interpretazione. O apparire. Mi stavi dicendo dell'autore, prima ti eri confuso Sì, Aldo perché Bobbio. parlando con il figlio di Libero Bobbio, Libero Bobbio. in quei giorni si parlava con il figlio e ho detto, invece di dire Libero Bobbio, ho detto Aldo Bobbio, È il perché figlio, ci vabbè. eravamo lasciato un paio di giorni prima. Sì, sì. Allora, io volevo tornare sempre a un tuo successo particolare. Dopo Malerba è stata scritta per te un'altra canzone famosissima, tua personale, che è La Sam c'ha cussì. Da chi è stata scritta? E questa è stata scritta da Moxedano, Sì. l'autore di Malerba, paroliere. Sì. Però poi ho fatto fare la musica a Clemente Sant'Angelo, Sì. che l'ha musicata ed è venuta una cosa bella, diciamo. Molto bella. L'abbiamo portata per tutta l'Italia. Sempre la lanciata sì. da Torino, mi ricordo. Torino, fu sempre... sempre che andavamo là e con gli spettacoli io presentavo a Clemente Sant'Angelo e dicevo questo è l'autore però poi ha fatto altre belle canzoni che sentiremo dopo di Clemente. Ci ha lasciato giusto 2 anni fa, che peccato. Ma è lui che sapeva tutta la mia storia, diciamo, perché è stato il mio batterista per oltre 50 anni. Per oltre 50 anni. Va bene, allora vediamo La Sam c'ha cussì. Nel 1977 in questo LP non sapevo che doveva diventare un successo e si chiama La Sam c'ha cussì del maestro Clemente Sant'Angelo, che ha scritto per me questa canzone, che poi è stata la fortuna di Nino Delli attraverso gli ospiti di Nino Delli a Telefoggia. Allora tutti quanti conoscete la mia sigla e ora dedico a tutti quanti voi La Sam c'ha così, per poi rincontrarci da capo. Sam c'ha così st'amore inutile, solo tanta per amare ci può dare. Se non si chiude a me, perché mi addormenta, battendo che mi saccia rassegnare. Solo tanto l'ombra su, perché sta che sta morendo per bugia che dice, perché mi viene a dire che mi può bene quando è spezzata già.
una sa. Lasciami un bacio che sosti lacrime, giusto non mi vanno più ingannare. Sono stata l'armatura a farmi incatenare, tempo ci ricanata all'asciuttare. Soltanto l'ombra, soltanto l'ombra sopra questo amore. Perché mi viene a dire che mi può bene quando è spezzata già, che sta cadendo. Vattene non giurare che non ti credo, finché che suocchio vede già che tu mi vuoi lasciare. Passammi già così come tu. Ed era la samba già così di Clemente Sant'Angelo. Grande interpretazione, questo è al Teatro Tenda, questo di è Teatro Foggia. Tenda. Di Sì, Foggia? di Foggia. Di Foggia. E mi sembra che era Michele Dell'Anno a Sì, rappresentare- a organizzarla. a organizzare. Mi dicevi che questa canzone è stata scritta nel 1977. 77. Sì. Va benissimo, e dopo questo bellissimo omaggio al maestro Clemente Sant'Angelo vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo sabato, e come al solito il martedì c'è la replica. Se volete potete rivedere le nostre trasmissioni su Facebook o su YouTube. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima volta. Grazie a tutti e buon proseguimento. Addio fanciulle care, domani me ne vo, ma vesta militare, usciabile e sciaccò, partite c'asi loco, in faccia a sto cuore vostro, per via che cedo il posto, muracchi non nuovo. Nanni, miette da chiagnere, non è, ma se mi faccio, rosì dammi un pizzico, carme cade mi abbraccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. In faccia non scritto, che non scritti so, o generale dit, sceglie che grado tu. Buon'uomo dice prese, te metto in coppo braccio, così in amiche faccio quello che non si può. Nanni, miette da chiagnere, tu ne, ma se mi faccio, così dammi un pizzico, carme cade mi abbraccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va.
Mannaggia che una guerra, stavolta non si fa, se no tutta la terra vorrebbe far tremare. Fra un anno alla stazione venite tutti quanti, col grado di tramante, Totonno tornerà. Nanni, piette da chiagnere, dune, va se me'n faccio, rosi dammi un pizzico, carme cadem in braccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va.